Ah, mannaggia, cotelette, quanta neomelodica chiappate l'ultimo periodo. Questo qua, ve lo giuro, questo qua vi farà impazzire. Sono molto bravi. Sì. Benvenuti in questo nuovo video. Lasciate un mi piace appena cominciato il video, quindi lasciate un mi piace e taggate 2 o 3 amici vostri qua sotto. Io vi devo far subito sentire questa canzone che si intitola Sio frate mio, che vuol dire sei mio fratello, perché non fosse di Napoli. Ma vogliamo capire perché questi qua sono fratelli? Vabbè, comincia subito con un tizio appoggiato al muro che aspetta qualcuno. E questa è la sua amica, Sara Cinisca. Ma che cazzo stai a dire? Ma te non busto, parla di Sims. Sì che va, voglio cannagare. Ciao, ciao. Ciao amico. Guarda, sta accorta perché se voglio questo naso lo mettono 10 punti. Allora si incontrano così, capite? Si incontrano e si appoggiano a degli oggetti. Signore e signori, ecco a voi il secondo corteggiatore. Stai mettendo la musica di uomini e donne, vedete come esce? Già fatto! Oh, fratello. Uè, ammo. Ma stavamo aspettando tutte e due la stessa persona. Ma penso proprio di sì, quei casi fortuiti. Mi sa di sì. Piacere, Gianni. Ah, quindi stavate aspettando una persona che non conoscevate? Cioè, vi siete presentati? Vabbè, andiamo avanti. È partita la canzone. Cioè, capito? Loro aspettano la stessa persona e su questa cosa ci fanno una canzone. Oh my fucking god, ragazzi, ma solo a me ricorda lui. Avrà studiato canto quiz. Dopo che lei è andata via, E come mai? ti vedevo, stavi solo e ci misimo a parlare. Ti vedevo, stavi solo e ci misem a parlare. E ci misem a parlare. Non so se state capendo la gravità della cosa. E ci misimo a parlare. Sarebbe ci mettettem a parlare. Però lui ha detto E ci misimo a parlare. e ci misem a parlare. E ci cise già. Contando la mia vita. Via chissà, sta cantando con una fascetta azzeccata in canna. Cantando. Quella storia ormai finita. E come mai ti ha lasciato a te? Me ne stavo un po' in disparte. Sì, soprattutto questa camisa, per forza in disparte sta. La cominciava a spiegare. Mi dà troppo fastidio, sembrano quelle galline. Cominciava a spiegare. Queste qua. Grazie, regia. Speriamo che l'ha cogliuto. Zio frate mio, E te la sinusite. ringrazio a Dio, Per cosa? Perdonami perché non riusciamo a capire. che la sera da incontrato. Ah, quella era la prima sera che vi incontravate. Tu e... Che là. E mi chiudo a gelassa. Ma scusami, vi siete fidanzati? Perché ci sento troppo sentimento per essere solo amici. Siamo fratelli. Poi condividete pure il Big Sinex tutti e due, ho passato. Dov'ora mia. Mi fanno troppo ridere le voci queste qua. Sembra un duetto di Muppets. Il tuo nome ho inciso già. Sate, Bucash, si da fare l'incisione dello nome, si da fare. E per sempre insieme noi amare sta. Non ce la fai, si fa un'altra nota così, non restate insieme, perché o prima si può viaggio sei tu. Figo, capitreno? Non ti sta più a preoccupare, caro fratellino. No, perdonami, non si sta più a preoccupare, ah, perché non si è così caratterialmente. Ricordati. Che devi morire? Ricordati sempre che ti starò vicino. Ma no, meno male. E infatti come fate a capire parlando così? Che lingua è? E di qualsiasi cosa avrai bisogno, puoi contare su di me. Ma non mi chiama mai per una cosa di soldi perché una mazza da capo tu. Ma para ieri. Capì? Ma para ieri quando da giovare. Ma pare ieri quando da già avrei. Per favore taggate i vostri amici qua sotto, perché se magari noi non riusciamo a capire, ma loro sì, è una cosa buona per la comunità, io non sto capendo niente. E solo oggi È solo oggi, mi pare ieri, ma è solo oggi. Mettiamo un domani in mezzo. ho capito qual è il vero significato dell'amicizia. O Qatar? Grazie a te. Ah, grazie a lui, no, grazie a Qatar. Dopo il buio che ci passato nella vita tua. No, questa la devo riascoltare, perdona, perché veramente non ci riesco. Kate. Dopo il buio che ci passato nella vita tua. Dopo il bure l'aggi passato in vite tue. What do you mean? Meriti tutto il bene di questo mondo. Benedetto il bene di questo mondo. Sempre sia lodato. E te lo auguro. Ma vi state salutando? Oggi che state facendo? Perché ognuno di noi È diverso, il mondo è bello perché è vario. Smettiamo con questa parte parlata. tiene bisogno di poco. Te ne bisogna di nipote. Ah, lavoro alla protezione civile.
e felicità. Ho capito, ma c'è stata mettendo una tristezza, ve lo giuro, mi manca maestri miei elementari. Adele vicino a voi organizza i festini. Finita la parte parlata, finalmente? Ora con chi sta speranza. Mamma mia, era meglio quando parlavano. Comunque ora con chi sta a speranza che è successo. Ho passato, ormai si scansa. No, ma passato ormai si ansia, io non riesco proprio, ma non c'è nemmeno qualcosa che si avvicina. Tu dici, magari ha voluto dire quello, ma che cos'era? Ma che stiamo insieme a casa. È arrivato un momento di femminile, per favore, fatelo per tutti quanti. Nessuno ci può fermare. No, ma chi lo ferma? Nessuno vi può fermare, ma nessuno vi può fermare. Vi vorremmo solamente capire. Dice pensa a sta ferita, che hanno insieme a me guarita. Fitostimolina, sono delle garze, tu ti metti la coppa perché la ferita si chiude, così evitate di fare queste canzoni, ma forse la ferita inganna l'ha dovuto. Non ci stanno più i problemi. Avete giocato a fare il dottore, allora ho detto bene che faccio il trenino. E teniamoci sto bene. Ah, così abbiamo risolto adesso, cioè grazie a questa ferita guarita non ci stanno più i problemi. Siamo fratelli. Ho capito, ma non vi tenete su un raffreddore, perché poi dopo quello peggiora, i bronchi vengono meno, e pure il recchio nostro. Quindi la prossima canzone la potete fare quando già state spilata? Vabbè, come al solito devo doppiare le parti perché se la bocca si muove e non escono suoni, ci devo mettere i suoni. È stupendo questo posto, la pizza, il pubblico, il cameriere, i souvenir. Non è meglio. Capito? Molto meglio. Avvallalo. Champagne. E alla fine se ne vanno così, come se stessero analizzando giglie, però in realtà sono fratelli. Io sono veramente sconvolto, lo so, ragazzi, non riesco a accettare queste cose, che devo fare? Cioè, ma dico io, ma se uno non sa cantare, chi gli fa la produzione, chi magari gli fa la base o l'autore che gli scrive la canzone, non può avere il coraggio di dirgli senti, ma tu non sai cantare, perché effettivamente anche chi non ne capisce di musica capisce che loro non sanno di musica. Però c'è questa voglia di ma vogliamo fare una canzone e facciamo una canzone. Siamo fratelli. Ovviamente questo discorso non è rivolto solo a lui, Ovviamente questo discorso non è solamente in questo caso specifico, ma in generale. Cioè, io per esempio, se non sapessi cantare bene, io per esempio, se non sapessi cantare bene, non mi metterei a fare una canzone. Così come quando è capitato che sono aiuto in qualche locale dove ballano latino e io non so ballare latino, non ci ho nemmeno provato, ma ne sono fiuto vicino bar direttamente un cocktail. Vabbè, loro ci provano. L'importante è che sono consapevoli che stanno cantando con Catania. E questa è già una cosa buona. Io comunque adesso me ne devo andare. Quindi ti invito a lasciare un mi piace a questo video, una reazione qualsiasi che è molto importante, serve proprio a far andare avanti i video e soprattutto un'altra cosa importante è o condividere il video o taggare qua sotto degli amici vostri che magari vi ricordano proprio quei due. Uno che può essere frate, lascia mi piace e tagga l'amico, io me ne vado, statevi bene.